Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG. Partiamo dal giallo di Borgo Veneto. Non è ancora in grado di parlare con i carabinieri la 55enne che è stata ritrovata esanime accanto al corpo senza vita del compagno, che è stato colpito da un proiettile al torace. Intanto è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo, si presume si tratti di un suicidio. La Procura di Rovigo ha incaricato i RIS di Parma di effettuare un sopralluogo. Un arco temporale di 45 minuti, questo è il tempo in cui si è consumata la tragedia che ha sconvolto la piccola comunità di Borgo Veneto. Dagli accertamenti sui cellulari e dalle testimonianze, gli investigatori hanno stabilito che i fatti siano avvenuti intorno all'ora di pranzo, tra le 12:30 e le 13:15, l'ora in cui una vicina ha sentito delle urla provenire dall'abitazione di via Rossini. Silvano Vigato, 65 anni, si è sparato un colpo di pistola, cosa è accaduta alla compagna 55enne ancora avvolto nel mistero. A scoprirla priva di sensi accanto al corpo esanime del suo fidanzato, la figlia che intorno alle 16 ha dato l'allarme. La 55enne è stata estubata domenica all'ospedale di Schiavonia, dove è ricoverata. Non è più in pericolo di vita, ma non ancora in grado di sostenere un interrogatorio dei carabinieri che speravano di poterla sentire per chiarire una volta per tutte l'accaduto. Se sia stata colta da malore, se abbia tentato di fermare il compagno e sia poi caduta e svenuta. Gli esami svolti finora non hanno evidenziato nulla. La Procura di Rovigo, proprio per poter eseguire ogni tipo di accertamento, ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio e lesioni personali a carico di ignoti. Ci vorranno settimane, forse un paio di mesi invece, per conoscere l'esito degli esami tossicologici eseguiti sul corpo di Silvano Vigato. Ieri è stata eseguita l'autopsia. La Procura di Rovigo ha incaricato inoltre il RIS di Parma di svolgere accertamenti tecnici e un ulteriore sopralluogo nella villetta. La svolta definitiva però arriverà quando la 55enne finalmente potrà parlare, nella speranza che ricordi l'accaduto. Servizio di Valentina Visentini. Intanto sono migliorate le condizioni del neonato vittima di una terribile storia di maltrattamenti. Vediamo il titolo del Gazzettino: neonato seviziato dal papà. Il 22enne voleva i sussidi per la disabilità e fare causa all'ospedale per avere un risarcimento danni. Una storia terribile, sentiamo i particolari. Il neonato, vittima di sevizie inflitte dal padre, anche finché era ricoverato, è stato dimesso dall'ospedale di Padova e ora si trova in un centro di assistenza per bambini maltrattati, dove rimarrà per alcuni mesi per la riabilitazione. La vicenda risale allo scorso autunno e il bimbo, nato a maggio, era stato ricoverato in terapia intensiva neonatale con gravi lesioni al cavo orale. Le indagini e le telecamere nascoste avrebbero permesso di sorprendere il padre, un 22enne vicentino, poi arrestato dalla polizia, mentre maltrattava il piccolo. Secondo gli investigatori non avrebbe voluto ucciderlo, ma piuttosto causargli una disabilità permanente per poi ottenere un sussidio di invalidità e anche un risarcimento economico dall'ospedale, contro cui stava intentando una causa per negligenze nelle cure. Il padre è stato arrestato a fine ottobre, mentre il bimbo, che ora ha 8 mesi, è al sicuro e sta seguendo un percorso di riabilitazione. Ancora nessuna notizia del 58enne di Codivernarolo, frazione di Vigonza. Siamo nel Padovano, che si è allontanato da casa il 23 gennaio scorso e del quale non si sa più nulla. Ora la Procura di Padova ha aperto un fascicolo d'inchiesta senza indagati per poter proseguire le indagini e effettuare altri accertamenti. Intanto sono state sospese anche le ricerche dopo che per giorni forze dell'ordine e decine di volontari della Protezione Civile avevano ispezionato campi, fossati e rifugi improvvisati nelle campagne della zona. Processati per direttissima gli 8 ultra protagonisti dell'assalto al treno nella stazione di Basigliano, il treno dei tifosi del Venezia. 7 i patteggiamenti, uno andrà al dibattimento il 17 febbraio.
7 patteggiamenti e un rinvio al dibattimento con rito abbreviato. Si è chiuso così il processo per direttissima a carico degli 8 arrestati per l'assalto al treno dei tifosi del Venezia nella stazione di Basiliano. Si tratta di 6 tifosi del Salisburgo, gemellati con gli udinesi, tutti austriaci, uno di origini bosniache, un albanese e un italiano di origine senegalese, residenti ad Udine. Gli 8, di età compresa tra i 20 e i 48 anni, sono comparsi davanti al giudice Matteo Carlisi per rispondere tutti di blocco ferroviario con interruzione di pubblico servizio, rissa aggravata e utilizzo di materiale pirotecnico allo stadio. Contestata al solo ragazzo bosniaco anche la resistenza pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno una agente di polizia di Venezia. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i 6 residenti in Austria e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i 2 di Udine. A quel punto l'avvocato Giovanni Adami ha proposto di definire la posizione dei suoi 7 assistiti, proponendo il patteggiamento concordato con il pubblico ministero Andrea Gondolo. L'avvocato difensore del giovane di origini senegalesi, Francesco Sorrentino, ha deciso invece di non avvalersi di questa possibilità. Le pene applicate dal giudice Carlisi, tutte con la concessione della sospensiva, sono di 2 anni al ragazzo bosniaco, 1 anno e 8 mesi ai 5 tifosi del Salisburgo e 1 anno e 10 mesi al tifoso albanese, quest'ultimo 2 mesi in più per aver utilizzato una cinghia per colpire i sostenitori del Venezia nell'assalto. Il 17 febbraio prossimo tornerà in aula soltanto il 20enne italo-senegalese per il dibattimento con rito abbreviato. Per lui disposta la misura della custodia cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico e possibilità di allontanarsi da casa in attesa del giudizio soltanto per andare a scuola. Per gli 8 è stato anche disposto il DASPO per la durata di 5 anni. Tutta la vicenda è stata inquadrata come una vendetta dei tifosi dell'Udinese per l'assalto subito da alcuni di loro il 30 ottobre del 2024 a Venezia da parte degli ultras lagunari. Sabato scorso gli austriaci erano venuti ad Udine per festeggiare i 25 anni di gemellaggio con i bianconeri. Poi tutto è degenerato nei gravi fatti del post partita. Le indagini ora proseguono per identificare gli altri partecipanti all'assalto, che sarebbero in tutto tra i 40 e i 60. Servizio di Francesco Pezzella della nostra redazione di Udine, e al termine dell'udienza abbiamo sentito l'avvocato Giovanni Adami, difensore di 7 degli 8 ultra imputati per l'assalto al treno. Abbiamo concordato col pubblico ministero un'applicazione della pena, a pena sospesa, 2 anni per uno, 1 anno e 10 per un secondo e la maggior parte 1 anno e 8, che sicuramente permette nel corso del pomeriggio di tornare agli assistiti, alle proprie famiglie, al proprio lavoro. Chiaramente avevamo altre aspettative, non perché il fatto non sia grave, il fatto è gravissimo, non dovrebbe mai capitare, ma perché avevamo preparato bene in termini anche di dettaglio soggettivo dei clienti, tutti i lavoratori, tutti incensurati, tutti senza precedenti DASPO, e avevamo un po' documentato questa situazione. Ad ogni modo non si può che essere, tirando le somme soddisfatte, perché la situazione era grave, i capi di imputazione erano pesanti, non c'era il tempo per ottenere le attenuanti generiche con un risarcimento, perché abbiamo lavorato in 48 ore, quindi bisogna essere soddisfatti così. La giornata era iniziata bene, c'era stata una bevuta di birra e mangiata di panini assieme, durata poco perché erano arrivati in ritardo per il traffico, e poi la partita è andata bene, poi l'epilogo non è stato dei migliori. Se posso spezzare una lancia, ci sono stati 25 anni che iniziamo a festeggiare quest'anno come curva, dove non c'è mai stato un episodio di questo tipo, ma neanche di gravità molto minore. Sì, insomma, non è stato un episodio dei migliori, è stato uno dei peggiori, diciamo, no? Vedendo tutto quello che sta accadendo attorno agli stadi per colpa degli ultra. Adesso andiamo a Padova in diretta, perché a proposito di calcio, in questo caso si tratta di bambini, ragazzini che giocano al pallone. Ogni tanto intervengono i genitori. Qui c'è stato addirittura un genitore che ha aggredito un bambino dopo un calcio di rigore. Ci dice tutto Federico Fusetti con Cristian Roque Allende per la parte tecnica. A te, Federico.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Hai detto bene, insomma, forse anche un po' una sorta di spirito di emulazione che non è certo positivo. Dai grandi ai bambini, siamo al parco Toffanin della Guizza, un parco giochi, qui vicino ci sono molte scuole ed è qui che ieri sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del SUE. Ma perché? Perché in questa piastra da basket alle mie spalle, adesso deserta perché si popola di ragazzini dopo l'uscita dalla scuola, quindi tra un'oretta circa, qui su questa piazza, dicevo, quasi tutti i giorni i ragazzi escono da scuola, vengono qui, piantano delle porte immaginarie, magari utilizzando gli zaini, e cominciano a giocare a calcio. Ieri però è andata male, nel senso che durante questa partita c'è stata una discussione tra i ragazzini per un calcio di rigore, sembra, tra di loro. Parliamo di ragazzi attorno ai 10 anni di età, e a un certo punto durante questa discussione, che insomma si può dire animata finché si vuole, ma sempre proporzionata all'età dei bambini, a quanto pare è intervenuto invece un genitore che stava assistendo alla partita insieme ad altri, è intervenuto, ha attraversato il campetto a tutta velocità di corsa e ha aggredito uno dei ragazzini, quindi gli ha proprio messo le mani addosso, è stato strattonato e gettato a terra. Ovviamente, insomma, comprensibile anche un po' il panico da parte degli altri genitori. Il papà della vittima, cioè del bambino aggredito, ha comunque chiamato carabinieri e 118, il ragazzino è stato portato in ospedale, i carabinieri sono intervenuti, hanno identificato l'aggressore, questo genitore che ha messo le mani addosso al bambino. Al momento non ci sono denunce, quindi non risulta, diciamo, che l'attività giudiziaria vada avanti, però è possibile che questo accada, anche perché il bambino comunque è stato è entrato al pronto soccorso pediatrico, gli sono stati dati dei giorni di prognosi, a quanto pare ha avuto anche dei segni evidenti sul collo e un trauma al ginocchio, quindi sicuro che le conseguenze anche fisiche e soprattutto saranno quelle psicologiche, insomma, che potrebbero rimanere. Davvero un bruttissimo esempio, dai campi da gioco dei più grandi a quello dei più piccoli, che evidentemente hanno preso tutto il peggio che si poteva da questi episodi poco edificanti che vediamo spesso negli stadi. Insomma, episodi da condannare, soprattutto per quanto riguarda i genitori che, come hai detto direttore, si intromettono in maniera anche sbagliata, a sproposito, tante volte. Da Cristian Roccaiende e da me un saluto, e ti restituiamo la linea, ovviamente, insomma, poi torneremo nei nostri telegiornali a parlare di questo. Grazie molte. Adesso, a proposito di aggressioni, andiamo a Susegana, al Ponte della Priula in particolare, dove c'è stata un'aggressione sciocca in un bar, protagonisti dei ragazzi e i titolari del bar hanno provveduto a fare degli ingressi selezionati, ci racconta tutto Christian Arboit con Simone Merlo. A te, Christian. Sì, direttore, buongiorno. In realtà con Simone Merlo ci stavamo proprio raggiungendo il bar, fra poco ci arriveremo, ma ci siamo fermati qui. Siamo sempre a Ponte della Priula, a ridosso della stazione ferroviaria, dove questa mattina c'è stata una vera e propria mobilitazione, perché questo casello è stato sgomberato da circa una decina di persone, una decina di occupanti abusivi. Parliamo di famiglie provenienti dall'est Europa con diversi minori, quindi 10 persone, 5 adulti, 4-5 bambini, comunque minorenni, come possono dimostrare anche le immagini. Ci sono diversi giochi esterni, biciclette e quant'altro. Era una situazione che si stava protraendo da diversi anni, che aveva raggiunto il suo apice durante le festività di Natale, quando una persona era rimasta
intossicata e da lì si era un po' scoperchiato il vaso di Pandora. Non erano 2 o 3 gli occupanti, ma per l'appunto una decina. Questa mattina sono intervenuti in massa uomini e mezzi, polizia di Stato, carabinieri, c'era anche la polizia locale. Della vicenda è stato informato ovviamente anche il comune di Susegana. Le operazioni sono terminate verso le 10:30 dopo appunto un certo clamore, perché di fatto per un certo momento questa mattina questo lembo di via Tempio Votivo era pressoché assediato. Ora stanno intervenendo degli artigiani che stanno murando le finestre e le porte. Chiaramente per ogni dettaglio daremo tutti gli approfondimenti nel corso dei nostri telegiornali serali. Quindi ti lascio con queste immagini. Al momento chiaramente siamo in contatto con le forze dell'ordine e con i carabinieri. È stata un'operazione, questo lo posso dire, particolarmente complessa, ed era da appunto mesi che le forze dell'ordine ci stavano lavorando fino all'epilogo di questa mattina. 10 le persone circa che sono state quindi sgomberate qui a Ponte della Priula a Susegana. Fra poco ti richiederò la linea per un'altra storia, quella dell'aggressione shock di inizio gennaio. Ci sono degli sviluppi molto interessanti. A fra poco. Ecco, quindi vedremo tra poco la storia del locale assaltato dai Maranza con i provvedimenti dei titolari che faranno degli ingressi selezionati per evitare altre risse. A Mogliano Veneto una vicenda paradossale ma soprattutto inquietante. Un uomo che aveva tentato di incendiare la casa in cui si trovava tra l'altro sua nonna, è stato bloccato, poi scarcerato, rientrato a casa, ci ha provato un'altra volta. Sentiamo la nostra redazione di Treviso. Sono state 24 ore di follia a Mogliano Veneto, in località marocchesa, in una villa a ridosso del complesso delle Generali, dove un uomo di 39 anni con precedenti di polizia e sotto effetto di droghe è stato protagonista di 2 eventi al limite. Prima ha minacciato di dare fuoco all'abitazione dove vive con la nonna e all'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco ha lanciato loro addosso un fumogeno. Poi, dopo l'arresto e la scarcerazione di qualche ora successiva, si è barricato in casa minacciando il suicidio e manomettendo l'impianto del gas. Per il resto, ore di autentico panico e grande tensione. Ma andiamo con ordine. La prima mobilitazione parte nottetempo. Venite, mio nipote vuole dar fuoco a casa. L'allarme drammatico lanciato al 112 dalla nonna ultra ottantenne. È stata lei a chiedere aiuto di fronte all'uomo in escandescenze, che non si fa remore a lanciare addosso carabinieri e vigili del fuoco. Una volta sul posto, un fumogeno da imbarcazione. Segue la fuga tra i campi con l'inseguimento che si conclude poco distante. L'uomo con sé ha anche un coltello a serramanico lungo 19 centimetri. Inevitabile l'arresto, così come l'attivazione dell'iter per la direttissima, anche per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella casa resta la nonna, non se la sente di parlare, è visibilmente scossa ma estremamente lucida. La sensazione netta è che nonostante tutto voglia ancora tutelare il nipote, quel nipote che troppo spesso la tratta male. Mia moglie l'ha sentito urlare un giorno che stava pulendo qua fuori e urlava cose senza senso e inveiva contro gli anziani. Anche davanti a un complesso come Generali, così c'è gente, c'è sempre persone, però comunque siamo isolati perché non siamo nel centro e sta persona è qua. Ma non finisce qui. Il 39enne rientra a sorpresa nella sua abitazione marocchesa nel primo pomeriggio. Il giudice lo ha appena scarcerato, infatti senza obblighi. Una volta in casa si barrica dentro e manomette l'impianto del gas. Il rischio esplosione è altissimo. Arrivano nuovamente vigili del fuoco e carabinieri. Subentra anche un negoziatore del reparto operativo del comando di Treviso. L'uomo, già seguito dal SERD e dai servizi sociali, viene accompagnato in ospedale per una valutazione psichiatrica. Una vicenda paradossale che poteva davvero finire in tragedia. Credo che sia inammissibile, credo anche perché era stato arrestato, non c'è stata la convalida dell'arresto e questa è un grande punto interrogativo. Non è stata fatta una verifica sanitaria di questa persona, riportata a casa e ha ricreato le condizioni ancora più pericolose rispetto a questa notte, la notte scorsa. Io devo dire però che io capisco di curare queste persone, sostenere queste persone,
però una volta ricordo c'erano, fra virgolette, lo dico, fra virgolette, i manicomi, e credo che se ci fossero significava che servivano a qualcosa. Questo era Leonardo Muraro, di 2 donne rimaste ferite dopo l'esplosione, l'incendio nella loro abitazione di via Martinelle a Cavarzere. Il bilancio della probabile fuga di gas avvenuta verso le 15:45 ieri pomeriggio. L'incendio all'interno della casa, che è parzialmente crollata, è stato spento poi dalle squadre dei vigili del fuoco accorse dal locale distaccamento di Adria e di Mestre. I vigili hanno iniziato le operazioni di spegnimento con 2 autopompe, un autobotte e 12 operatori. Le 2 donne rimaste ferite, suocera e nuora, sono state prese in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferite in ospedale quando le fiamme erano già state spente. Gravemente ustionati invece 2 detenuti, in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Siamo a Belluno. Ustionati e trasportati in ambulanza a Padova 2 magrebini di 30 e 24 anni detenuti presso la casa circondariale Baldenic di Belluno. Ancora da ricostruire quanto accaduto. Il fuoco è divampato in una cella. Non si sa se sia stato appiccato per una forma di autolesionismo o solo per una qualche protesta messa in essere danneggiando gli arredi, innescando però una situazione poi sfuggita di mano. Sta di fatto che entrambi gli uomini, che erano reclusi nella cella, hanno subito gravi ustioni. Sono usciti dal carcere in ambulanza e portati in ospedale a Belluno. Il più giovane è stato quindi immediatamente trasferito per primo verso il nosocomio Patavino. A salvare i 2, che sono ospiti non affatto occasionali del Baldenic, l'immediato intervento degli agenti della polizia penitenziaria. All'interno del carcere è stata attivata un'indagine interna, tenendo presente che la struttura, tra le tante difficoltà a suo tempo fatte presenti anche in occasione della visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ha quella di avere ancora un vertice provvisorio, visto che la direttrice è presente solo 2 giorni alla settimana, in quanto la sua sede principale di lavoro è il carcere di Udine. Nel Bassanese ancora atti vandalici in molti comuni, allora i sindaci hanno perso la pazienza e hanno deciso di usare il pugno di ferro. Andiamo da Alex Giuliano. Siete in diretta. Buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo a Romano Dezzelino in compagnia del sindaco Simone Bontorini e dell'assessore alla sicurezza Paolo Rossetto. Perché? Perché Romano Dezzelino, ma in generale i comuni del Bassanese, però parte questa iniziativa dal comune di Romano Dezzelino, ha deciso di stringere la cinghia, di usare un modo diverso, un approccio diverso per contrastare quello che è il fenomeno sempre più presente, sempre più dilagante del vandalismo nel territorio. Vandali, sindaco, che di recente hanno continuato a colpire la zona di Romano, ma parliamo anche di Mussolente, parliamo di Bassano del Grappa, insomma tutto il territorio. L'amministrazione ha avuto in passato un approccio quasi comprensivo inizialmente, perché si tratta spesso di giovani vandali. Adesso le cose cambiano. Sì, è una direzione che la nostra amministrazione intraprende dopo aver tentato in tutti i modi un approccio di comprensione e di collaborazione con taluni dei giovani, soprattutto giovani autoctoni del nostro territorio, che nel passato sono stati individuati come danneggiatori o presunti tali di alcune strutture pubbliche. La nostra direzione è quella di andare adesso avanti invece con le regole molto più chiare e anche ferree, quindi anche con un'attenzione alle denunce, un'attenzione al recupero di tutti quelli che sono i danni e di conseguenza anche un riaddebito di tutti i costi ai giovani e alle loro famiglie. C'è da dire che ci spostiamo con l'assessore alla sicurezza Paolo Rossetto. Romano Dezzelino ha investito tanto nella prevenzione, nella sicurezza, adesso va implementato anche quello che è l'utilizzo, la presenza di videosorveglianza e telecamera.
Assolutamente sì, noi mediamente andiamo a installare 5-6 telecamere ogni anno in più. Quest'anno ci sforzeremo ulteriormente per quello che riguarda la videosorveglianza di contesto, anche se poi chiaramente non riusciremo a coprire completamente il nostro territorio, e qui vengono in aiuto anche i cittadini e poi anche tutto il progetto di controllo di vicinato che stiamo portando avanti, proprio perché l'occhio e la presenza del cittadino che può anche segnalare le forze dell'ordine in tempo reale è sicuramente fondamentale. Ecco, in chiusura torniamo un attimo dal sindaco, perché cambiare approccio, sindaco, vuol dire anche cambiare il modo di rapportarsi magari anche con le famiglie di questi giovani vandali. Spesso sentiamo le amministrazioni che lanciano gli appelli e dicono: venite in comune, venite a spiegarci il perché avete fatto un atto vandalico, il perché c'è stato un comportamento di questo tipo. Dicevamo, adesso cambiano le cose anche con le famiglie. Sì, il percorso che abbiamo fatto in questi 8 anni di amministrazione è stato quello di investire molto sulle politiche giovanili, di far sì che i nostri progetti non andassero solo nei casi più problematici, ma l'individuazione nella prevenzione. Lo scorso anno, ad esempio, con i danni alla scuola media, abbiamo avuto un approccio che purtroppo è stato anche non totalmente compreso dalle forze dell'ordine, perché siamo intervenuti laddove c'era la necessità di salvare dei ragazzi. Anche lo scorso anno con dei ragazzi del territorio ci siamo incontrati con le loro famiglie, li abbiamo convocati, ne abbiamo parlato assieme, non c'erano problemi particolari, anzi si trattava di famiglie con nessun disagio, vorrei dire. Questa volta probabilmente anche gli stessi ragazzi che abbiamo incontrato sono parte di questi nuovi atti vandalici. Purtroppo parlo sempre di ragazzi perché abbiamo una serie di rete di telecamere che ci fa vedere che purtroppo si tratta di giovani. Questo nuovo approccio è un approccio che purtroppo porterà a denunce. Ricordo a tutti che quando si danneggia un bene pubblico si sfocia nel penale e di conseguenza ogni famiglia, ogni ragazzo si deve assumere la propria responsabilità. Pugno duro dunque da Romano Dezzellino, un esempio che seguiranno altri comuni del territorio. Per il momento è tutto, noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molte, grazie a Alex Giuliano e a Renzo Arrigon per la parte tecnica. E vediamo adesso un video. In un video il figlio di Donald Trump Jr., che spara alle anatre a Venezia in un'area tutelata. Il caso arriva anche in Consiglio regionale Veneto con una interrogazione, dovrebbero esserci, ci sono delle immagini per questa notizia, con una interrogazione di Europa Verde in Parlamento con la richiesta di Alleanza Verdi Sinistra di intervento del ministro Gilberto Pichetto Fratin. Secondo quanto afferma il consigliere Andrea Zanoni di Europa Verde, che ha presentato un'interrogazione ed è pronto ad un esposto alla magistratura, lo scorso dicembre Donald Jr. è stato a Venezia in vacanza con la nuova compagna e con un gruppo di amici ha partecipato anche a una battuta di caccia in laguna. Nel video si vedono scene di abbattimenti di anatre e di una casarca, una specie protetta in tutta Europa, dice Zanoni, che ne sanziona penalmente l'abbattimento e la detenzione. Chiediamo con un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente che cosa sia effettivamente accaduto. Lo chiede anche la deputata di Alleanza Verdi Sinistra Luana Zanella. Ieri sera Andrea Zanoni era a Focus, ovviamente ne abbiamo parlato, sentiamo cosa ha detto. Che praticamente sono aziende di caccia dei ricchi a cacciare e a mio avviso, conoscendo bene anche le leggi, la legge nazionale prevede che per l'esercizio di caccia ci sia l'obbligo di ottenere il rilascio del tesserino venatorio. È un documento molto importante perché consente al cacciatore di registrare tutti gli animali che vengono uccisi e la specie di questi animali. Perché? Perché ci sono dei limiti di carniere, quindi il tesserino è l'unico modo per verificare il rispetto della legge. Allora, il tesserino venatorio in Italia va rilasciato dalle regioni ai cittadini residenti in quella regione, pertanto non è previsto che venga rilasciato dagli stranieri. Io intervenni già una decina di anni fa quando a Valle Dragoiesolo, a Jesolo di proprietà degli Stefanel, andò a caccia Re Juan Carlos di Spagna e dissi le stesse
stesse cose feci una denuncia, come ho fatto, e tra l'altro oggi ho depositato un'interrogazione proprio per chiedere alla Regione quali sanzioni metterà in atto nei confronti di questa azienda faunistico-venatoria. Anche Luana Zanella, l'onorevole Zanella, che è la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, ha presentato una interrogazione in Parlamento, perché è giusto, è una questione di legalità, che le leggi vengano rispettate. Non possono questi... Allora, questo è Andrea Zanoni ieri sera. Andiamo adesso in diretta a Cabalbia, a Venezia, perché ha preso la parola il presidente Luca Zaia nella conferenza stampa. Si sta parlando oggi di sanità. Sentiamo. La gente che mi spiega che è esploso, cioè che parcheggia tutti mai, però i dati ci dicono tutt'altro, e si innalza, giustamente come mi ricorda l'assessore, l'aspettativa di vita. Quindi ci si ammala di meno, siamo uno 0,2 meno per le donne, un 1,8 invece per cento negli uomini, e si vive di più. Gli screening funzionano, e poi tutto quello che è stato detto dal dottor Zorzi, che è assolutamente utile per questa analisi. Avete domande per il dottor Zorzi? Prego. Recupero un attimo. È qua. Solo sui melanovi volevo solo dire, mi sono dimenticata, che abbiamo già iniziato anche qui, già l'anno scorso, se vi ricordate, con i rifugi sicuri eccetera. Il 12 mi sembra avremo un'altra iniziativa a Cortina con la prevenzione, perché effettivamente stiamo cercando di mettere in atto quelle campagne di prevenzione per quanto riguarda la montagna, ma per quanto riguarda un po'... E la conferenza stampa del presidente Zaia sulla sanità, in particolare sui tumori, riprenderemo tra poco. Intanto torniamo alla cronaca. È a 10 anni dalla sanguinosa sparatoria di Ponte di Nanto, quando Graziano Stacchio, il benzinaio, affrontò una banda di malviventi, esplose un colpo e ne uccise uno, e fu una giornata drammatica. Il 3 febbraio di 10 anni fa Stacchio riuscì a salvare la commessa che si trovava nella oreficeria assaltata dal comando. Sentiamo Carlo Alberto Inghilleri. Dopo 10 anni sempre con Stacchio, e questo è il messaggio che viene lanciato questa sera, a 10 anni dalla sparatoria che si scatenò qui nel Vicentino, sulla Riviera Berica, a Nanto, esattamente in questa area di servizio di Graziano Stacchio, che da allora è diventato il benzinaio eroe. Era il 3 febbraio del 2015 quando un comando di criminali assaltò la gioielleria che si trovava a poche decine di metri da questa area di servizio. All'interno una commessa che Graziano Stacchio conosce bene, quindi non ci pensò due volte, imbracciò subito il suo fucile da caccia e intervenne. Lì si scatenò davvero l'inferno, un conflitto a fuoco in cui un bandito venne ferito a una gamba e poi purtroppo morì dissanguato. Che cosa ricorda di quegli attimi? È impossibile non ricordare, passavo con la mente, mi sembra ieri, e sono passati 10 anni. Sono cose che ti rimangono indelebili nella mente. Il pensiero che ti corre lì in quei momenti è per me era la ragazza. Poi anche non ho sottovalutato che potevo anche morire, ma non mi interessava, perché mi ero così arrabbiato con me stesso. Dicevo, ma è possibile la seconda volta in breve tempo, la seconda rapina, tutta questa violenza? Ho detto, vado a prendere i fucili e li ammazzo tutti. Buonanotte. Non è mica facile sparare addosso a una persona. Ecco perché io penso che anche Zen, io sono sicuro che lui ha agito per fermarli, per dare quello che il suo lavoro era. E stiamo parlando proprio... Ha fatto troppo bene. Ha fatto bene, dice Graziano Stacchio. Stiamo parlando di Massimo Zen, guardia giurata di Cittadella. Qui siamo con la sua compagna. Qui stasera è l'occasione, dopo 10 anni da quel tragico evento di Nanto, di quella tragica sparatoria di Nanto, per dire non solo io sto con Stacchio, ma anche io sto con Zen. Questo lo dice soprattutto Gio Formaggio, che è qui con noi, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Grazie per la guardia giurata, Zen.
Dopo 10 anni dal caso di Nanto, dopo 10 anni da Graziano Stacchio, abbiamo una missione, ne abbiamo parlato anche oggi pomeriggio, abbiamo parlato anche con gli avvocati. Adesso il nostro amico, il nostro vicino di casa, Massimo Zen, deve tornare libero. Il grido che si deve alzare è: Massimo Zen libero subito, perché lo vuole il popolo. Massimo Zen ha fatto la stessa cosa che 10 anni fa ha fatto Graziano Stacchio ed è in carcere ingiustamente. Per il popolo è in carcere ingiustamente, e siccome è vero l'Italia si basa su una volontà popolare, la richiesta di grazia deve andare in porto. Una richiesta che è stata già lanciata, ma stasera è davvero un'occasione speciale. Sì, un'occasione speciale, per me è un'occasione speciale conoscere Stacchio finalmente, perché secondo me ci vogliono le persone che non si devono voltare dall'altra parte, perché abbiamo bisogno di sicurezza in Italia. Si fanno tanto promotori tutti della sicurezza in Italia, ma la sicurezza siamo noi stessi che la dobbiamo dare. Ognuno deve poter agire per il proprio amico, per il proprio vicino, per la persona che passa che non conosce. Se uno subisce violenza, devono essere i cittadini che possono intervenire. E di questo se ne... Allora, stasera a Focus, oltre a Graziano Stacchio, la moglie di Massimo Zen, Joe Formaggio, e poi probabilmente anche Franco Birolo. Non vi perdete l'appuntamento alle 21:15. Adesso andiamo in diretta invece di nuovo da Christian Arboit per il bar che è stato assaltato dai Maranza. A te, Christian. Sì, direttore, eccoci, eravamo prima davanti al casello sgomberato questa mattina a Ponte della Priula. Abbiamo cambiato location perché qui dovevamo arrivare con Simone Merlo, questo locale, il locale Casanegra di Ponte della Priula in via Tempio Votivo, dove a inizio anno c'era stata un'aggressione shock, dove un ragazzo giovanissimo era stato colpito con un coccio di bottiglia, era stato sfregiato al volto, un dramma che per certi versi ricordava quello di via Castelmenardo a metà dicembre a Treviso con la morte di Francesco Favaretto. E questo è il cartello che tanto sta facendo discutere, sta diventando un vero e proprio caso nazionale. Ingresso selezionato, no cappellini, no tuta. È stato definito come il cartello anti-Maranza, perché solitamente sono proprio i Maranza che vestono con cappellino e tuta. O sbaglio? Qui Matteo è un giovane del posto, ha 22 anni, quindi il fenomeno dei Maranza lo conosci bene. Quindi i Maranza di solito portano cappellino e tuta. Sì, tendenzialmente sì, è quella la tendenza, ecco. Io parto dal presupposto che questo locale, pur essendo qui di Ponte della Priula, non lo frequento, dunque non saprei neanche che tipo di clientela, diciamo, lo frequenti e quant'altro. Se loro pensano comunque che vietare l'uso di cappellini o di tute possa risolvere il problema, questo diciamo che il dibattito è aperto. Il dibattito è aperto, esatto. Ecco, tra l'altro questo locale nelle settimane scorse, nei mesi scorsi più volte è finito al centro di polemiche da parte dei residenti, anche per i rumori, per l'aggregazione di giovani, per il tipo di clientela sostanzialmente. Adesso c'è stata questa evoluzione, c'è questo cartello che in realtà è il frutto anche di una concertazione con il sindaco, con il comune, con l'assessore. C'è stato un incontro e quindi tra le contromisure c'è questo ingresso selezionato, quindi non si può entrare in tuta e in cappellino, fondamentalmente questo. Diciamo che qui nella zona è una cosa un po' insolita, perché non in tanti posti chiedono una selezione di questo tipo. Poi comunque già in altre parti d'Italia magari già si vede qualcosa di questo tipo, quindi magari potrebbe essere un'iniziativa interessante per capire magari se può funzionare o meno. Ecco, ma l'abito fa il monaco, perché poi è questo il tema. A volte anche sì, ecco. Magari io non mi pongo neanche questi problemi qui, perché sinceramente non mi viene neanche di entrare in tuta in un locale, però comunque capisco che tante volte... Sì. Diciamo che anche questo è il segno di una moda, di un fenomeno. È brutto da dire, però sì, magari a volte l'abito fa il monaco, ecco.
Soprattutto magari guardando ai fenomeni di queste nuove generazioni. Sì, però poi non bisogna generalizzare e quant'altro, però tante volte sì, ecco. Grazie Matteo, gentilissimo, davvero è una voce di un giovane qui del posto e insomma direttore, lo hai capito, il dibattito è assolutamente aperto, eravamo in contatto anche con l'assessore Pettenò che ha seguito la vicenda ma non ci poteva raggiungere in questo momento. Allora siamo in attesa anche del titolare, però come vedi questo cartello è già diventato un caso. Basterà? Lasciamoci con questo interrogativo. Per il momento da Ponte della Priula è tutto, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie Cristian, in effetti c'è proprio una divisa quasi di certi gruppi giovanili che sono tutti vestiti allo stesso modo, hanno lo stesso taglio di capelli, il cappellino, quindi è un provvedimento comprensibile quello del barista del Ponte della Priula. Adesso andiamo da Luisa Bertini a Vicenza perché dopo l'occupazione del bocciodromo da parte degli antagonisti contrari ai lavori della TAV c'è stato un tavolo del Comitato Ordine e Sicurezza. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio sotto la sede della prefettura perché in realtà sono tanti i temi caldi sul tavolo che si dibattono oggi nel Comitato Ordine e Sicurezza ancora in corso, a partire dalle misure per la pianificazione della partita che si svolgerà il 16 febbraio tra Vicenza e Padova, proprio per evitare che si ripetano gli episodi di violenza, gli scontri tra i tifosi come era accaduto nel 29 ottobre del 2023 quando i bus navetta delle tifoserie erano stati presi di mira da un gruppo di ultras. Quindi sono al vaglio le misure per consentire il trasporto dei tifosi in sicurezza. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero state istituite proprio per quella giornata delle zone rosse per i tifosi in zona stadio, in zona stazione, così da poter rafforzare il potere di controllo degli agenti, così come ogni pullman sarà scortato. Parliamo ovviamente dei pullman navetta che porteranno i tifosi allo stadio. Come giustamente anticipavi, l'altro tema caldo riguarda la sicurezza e l'occupazione del bocciodromo ai Ferrovieri, avvenuta tra venerdì e sabato, quindi poche ore dopo il passaggio di proprietà dal comune a Iricav dell'immobile, e i ragazzi, gli attivisti del centro sociale Bocciodromo hanno annunciato di voler rimanere ad occupare l'immobile ad oltranza proprio per opporsi contro la TAV. Intervento di sgombero che però per quanto sia dibattuto anche politicamente parlando deve essere chiesto espressamente dall'ente proprietario. E proprio su questo tema noi abbiamo sentito i vicentini che cosa ne pensano, quindi prima di lasciare la linea allo studio vi faccio sentire insieme le voci che abbiamo raccolto. Continua l'occupazione del bocciodromo nel quartiere Ferrovieri da parte degli attivisti dei centri sociali. Nelle loro intenzioni da venerdì scorso questo spazio, destinato ad essere abbattuto per fare posto ai cantieri della TAV, simboleggia il dissenso contro il raddoppio delle linee ferroviarie e un manifesto contro le conseguenze negative che una parte del tessuto economico-sociale dovrà necessariamente subire. Un gesto dimostrativo avvenuto proprio nel momento del passaggio di proprietà dell'immobile tra il comune e Iricav 2, su cui la Digos continua a sorvegliare. Un gesto eclatante che però non sembra registrare il consenso della maggior parte dell'opinione pubblica dei vicentini. Le situazioni di forza non mi piacciono mai. La prepotenza e la violenza non fa parte della mia maniera di pensare. Io sono contro qualsiasi tipo di violenza, anche centro sociale. Si può manifestare anche senza violenza se uno ci crede. Però vedo che fanno quello che vogliono quando hanno deciso. Quello è. Le proteste sono sempre giuste se portano a qualcosa di positivo. Anche se si infrange la legge? Ma infrangere la legge penso che non sia giusto comunque. Io non capisco perché non li abbiano già cacciati da un bel po', fanno solo danno, cosa servono?
Adesso non è per dire che sono di sinistra, perché direi anche per quelli di destra, di centri sociali, ma se uno fa danno bisogna toglierlo, poi non pagano neanche gli affitti, ma com'è possibile? Io fossi il proprietario veramente mi cavolerei. Perché non c'è più rispetto per nessuno, per anziani, piccoli, giovani. È un tasto dolente, quindi dovrebbero trovare la soluzione giusta, perché insomma c'è anche bisogno di punti di incontro per i giovani. Ci sono 1000 modi per avere i propri diritti, sicuramente non occupando il bocciofilo, insomma, ecco. Qualsiasi violenza che venga fatta dai centri sociali o da chi che sia è da condannare. Nel caso specifico la TAV non può altro che portare interessi economici e più vivibilità dal punto di vista economico alla città, quindi da condannare questi centri sociali che se la sono presa un po' troppo in maniera molto garibaldina, cercano sempre in ogni maniera di confutare e di contrastare in maniera scorretta qualsiasi azione che al limite in via teorica potrebbe essere anche giusta, ma non sono questi i modi da gestire. Vediamo alcuni titoli del giornale di Vicenza, è la prima pagina del giornale online. Smog, Legambiente, Vicenza tra le città più inquinate d'Italia. Paura sul treno Bassano-Venezia, donna minaccia e aggredisce i passeggeri, è stata arrestata a Mestre. E poi la denuncia via mail, non basta, liberi dopo il furto i ladri che hanno portato via dei Rolex. Si tiene i soldi dell'autoscuola impiegata in fedele patteggia, e questa è una storia di Arzignano. Torniamo adesso a Treviso, perché c'è stato un inseguimento, 2 truffatori su un'auto, si sono dati alla fuga, ma sono stati fermati in Viale della Repubblica. A chi ha assistito a quanto accaduto tra Silea e Treviso forse è sembrato di essere finito in un film. Sono circa le 11 quando una pattuglia dei carabinieri intercetta a Silea una vettura sospetta segnalata in occasione di alcuni casi di truffe ai danni di anziani. Quando i 2 uomini a bordo, entrambi di origine campana, si accorgono dell'auto dei militari, si danno alla fuga. Inizia così un inseguimento che vede impegnate 5 auto di carabinieri e polizia a sirene spiegate. Dopo alcuni chilometri, giunti all'altezza di Viale della Repubblica, i fuggitivi abbandonano l'auto e si dividono scappando a piedi. Il passeggero viene bloccato poco distante dai militari del nucleo radiomobile, mentre il conducente tenta di nascondersi tra i macchinari del vicino cantiere stradale. A un certo punto ho visto arrivare una macchina della polizia tutta in velocità, bloccarsi, scendere appunto una poliziotta e andare sul cantiere dove stavano facendo i lavori, e per bloccare una persona che in teoria, da quello che ho sentito, erano anche 2 ragazzi, però l'altro l'avevano già fermato i carabinieri, invece questo era riuscito a scappare e si era nascosto dentro i lavori che stavano sul cantiere qua, e l'hanno preso, insomma. A piedi quindi? Sì, era a piedi, sì, poi è salito in macchina e sono andati via. Qualche testimone racconta di aver visto l'uomo calarsi in una buca ricavata nell'asfalto utilizzata dagli operai durante i lavori. Nonostante il tentativo di sfuggire alle forze dell'ordine, però, anche lui viene intercettato dagli agenti delle volanti. I 2 vengono portati nella caserma dei carabinieri di Villorba per ulteriori accertamenti. Al momento, da quanto emerso, non sembra che i 2 abbiano commesso reati in zona. Fa un po' strano vedere una scena così a Treviso. Sì, non è che succede tutti i giorni, mettiamola così, quindi dici subito tutti che si erano fermati a guardare. Servizio di Francesca Bozza e i ladri acrobati in azione a Vicenza nel quartiere Monteberico, vediamo. È ancora in fase di stima il valore dell'ultimo clamoroso furto avvenuto in un appartamento di un lussuoso condominio in via Petrarca. I raid dei malviventi si susseguono sempre più frequentemente nelle abitazioni della zona di Monteberico. Ad impressionare è l'intraprendenza sempre più ostentata dei ladri, che questa volta si sono arrampicati agilmente sulla balconata esterna fino al 2° piano, sotto gli occhi delle numerose telecamere di videosorveglianza. Il furto è avvenuto nella prima serata tra sabato e domenica. Una volta raggiunto il piano, i ladri con estrema rapidità hanno forzato un serramento e una volta all'interno hanno fatto razzia di capi d'abbigliamento e accessori costosi, per poi dileguarsi, sembra, dalla porta principale. L'esito finale sicuramente di una precedente fase di osservazione operata dai ladri in modo particolareggiato per individuare il giusto obiettivo negli orari di assenza dei proprietari.
Con dinamiche simili, nel weekend è stato derubato anche un altro appartamento, questa volta in via Bironna, al Villaggio del Sole. L'allarme furti resta quindi di estrema attualità in città. A dare voce alle preoccupazioni dei cittadini, in particolare il comitato Aiutiamoci ad aiutare, che ha già sollecitato maggiore sorveglianza alle forze dell'ordine, ma probabilmente non basta. Sì, nonostante i controlli che abbiamo visto, e ringraziamo le forze dell'ordine, avvenuti nei mesi scorsi, ogni tot di tempo succede un furto a Monteberico. Con il comitato stiamo monitorando la zona quotidianamente e abbiamo un progetto in mente che metteremo all'occhio di tutti i residenti e anche del comune. Se fattibile lo scopriremo nelle prossime settimane. Tra poco avremo in diretta il professor Massimo Cacciari, ma andiamo in diretta a Venezia perché sta parlando il presidente Zaia. Sentiamo. Prego. Padova, la Pedemontana, il progetto di assegnarla a livello centrale a Roma viene meno oppure sull'ordine? Ma guarda, io non ho neanche più sentito parlare di quel progetto, cioè, noi abbiamo solo posto una questione, che questa è una strada che aveva interesse nazionale, no? Strada adesso non mi ricordo più la dicitura giuridica, comunque è una legge obiettivo, no? Tanto è vero che il governo ci mette 600 milioni di euro, ci mette un commissario di governo sulla Pedemontana. Io vinco le elezioni nel 2015, inaspettatamente per qualcuno, e ci tolgono il commissario di governo e ci dicono adesso vi arrangiate. Tanto è vero che noi siamo passati, lo vedete proprio giuridicamente cosa è accaduto, siamo passati da un monitoraggio giuridico della Corte dei Conti nazionale, vi ricordate che metteva ogni anno il famoso verbale sulla Pedemontana, sullo stato di attuazione eccetera, a uno regionale, perché è stata proprio... Gli è stato cambiato il rango, ma 168 km di infrastruttura, cioè 94,5 di superstrada, più le strade complementari, che attraversa, diciamo, una delle parti più nevralgiche dell'Italia, che è Corridoio 5, noi diciamo scusate ma ce l'avete lasciato qui in mezzo al guado, vabbè siamo stati bravi, l'abbiamo conclusa, perché probabilmente qualcuno tifava perché non si concludesse. Adesso noi abbiamo posto una questione, c'è un break even di 9 anni, anche qui buchi milionari della Pedemontana, guardate sono scritti nero su bianco, c'è un documento depositato per 39 anni di esercizio, c'è scritto che i primi 9 anni c'è un deficit di bilancio, semplice, come quando si fa il mutuo a casa, c'è scritto quanti interessi, la quota capitale, la quota interessi e quanto pagherai alla fine, ma ti resta anche una casa. A me questo approccio poco oggettivo nel valutare le opere pubbliche non è che mi esalta. Mi fa porre anche dei problemi sulla qualità di alcuni amministratori. Se avessimo dovuto fare infrastrutture non a debito, vi ricordo che noi ci finanziamo su tutte le infrastrutture e che rendono dal primo giorno, avremo ancora il mulattiere in giro per l'Italia. L'A4, ve lo ricordo sempre, la Venezia-Milano è del 1945, immaginate quanti andavano in giro in macchina nel 1945. Che era solo in macerie. Altro? No, cioè in questa operazione la Pedemontana è ancora eventualmente in cessione? Ma sai, questa è una storia a sé, cioè nel senso che noi abbiamo un tema irrisolto di dibattito nazionale rispetto a un'infrastruttura nazionale che viene declassata a un problema della Regione Veneto. Noi ben volentieri l'abbiamo conclusa, ben volentieri abbiamo un piano economico e andiamo avanti, però questa è una questione che abbiamo proposto. Dopodiché non sovrapporrei le due questioni, cioè, vedremo cosa accadrà. Non so neanche se le due questioni vedranno la luce indipendentemente una dall'altra. Quindi sono prudente, guardo quello che succede. Di certo non è che abdichiamo ad amministrare la Pedemontana e i suoi conti perché siamo convinti che qualcuno ci risolve il problema il giorno dopo. Altro? Ma guardate, in particolare aggiornamenti non ce ne ho, me ne ha chiesti anche il Consiglio regionale che andrò anche a riferire, ma non ci sono aggiornamenti particolari. Adesso onestamente, se devo essere sincero, c'è stata una sentenza contro la legge Calderoli, no? La famosa sentenza dei 4 ricorrenti di Puglia, Toscana, Campania e Sardegna. Poi c'è stata l'ulteriore sentenza con l'anno nuovo del referendum,
Di mezzo c'è una materia sulla quale stiamo discutendo, che è la prima materia del primo blocco delle 9, e si è tenuta una riunione anche il 29 dei tecnici a Roma. Si va avanti a scrivere un'ipotesi di bozza di accordo per alcune funzioni, come dice la sentenza del dicembre, di specifiche funzioni per la protezione civile. Io spero si faccia veloce, perché riusciremo a dimostrare nero su bianco che non è la secessione dei ricchi, ma è fare quello che magari alcune regioni fanno già. L'ordinanza in deroga, il Friuli Venezia Giulia la fa, il coordinamento delle forze in campo, una regione a statuto speciale lo fa durante un'alluvione. Noi non lo possiamo fare. Poi si parte subito con l'altro capitolo che si voleva trattare delle materie della previdenza, oppure... C'è questa idea di pensare alla previdenza integrativa, peraltro a noi veneti farebbe gioco, e noi ce l'abbiamo già ben attuata con dei fondi integrativi, anche tecnicamente ci abbiamo differenziate le ragioni. C'è il tema della giustizia di pace, ne avete visto anche il Presidente della Corte d'Appello Citterio, il Presidente Citterio ne ha parlato il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, dicendo ben venga il tema che sul fronte dell'autonomia differenziata si dialoghi con la Regione per la giustizia di pace. Insomma, c'è un sacco di cose che si possono fare, ma sono, come si può dire, attività secondo me di buon senso, non sono attività che stravolgono, diciamo, la vita al paese. Trovo strano che qualcuno ancora non l'abbia capito, però poi leggono il libro e capiscono. No, sto aspettando ancora che qualcuno mi dica che c'è qualcosa di non vero nel libro. Vi ricordo che a tutt'oggi nessuno ha avuto il coraggio di dirlo. Il libro è in libreria dal 12 di novembre, quindi aspetto che qualcuno mi dica che c'è qualche riga sbagliata nel libro. Altro? Buon lavoro, grazie. Grazie. Allora, Presidente Zaia, conferenza stampa, grazie, c'è per noi Filippo Fois con Sandro Pocchio, probabilmente ci saranno altre domande al Presidente. Intanto vediamo quello che è stato il gelo di Luca Zaia rispetto all'ipotesi di un ruolo di Roberto Vannacci in vista delle regionali in Veneto. Sentiamo. Ti ringrazio perché molti mi fermano, mi dicono sono stati a firmare, ma del resto non avevo dubbi che non ci fosse questo calore nei miei confronti. Insomma, la gente me ne parla in giro. Dall'altro le dichiarazioni di Vannacci le vedo, ma insomma, Vannacci non mi risulta neanche che sia iscritto alla Lega, quindi non ho altro da commentare. Quindi non lo teme? Ma no, guardate, io ho altri problemi che sta lì a commentare Vannacci. Liquidato nel tempo di un amen, Luca Zaia fredda Roberto Vannacci, che sabato da Torcello ha lanciato la sua personale corsa e quella del suo movimento Il Mondo al Contrario in vista delle regionali. Per quanto eletto nelle file del carroccio salviniano all'Europarlamento, il generale appare sempre più corpo estraneo, soprattutto in quella Lega serenissima che si sta misurando nelle piazze del Veneto su candidato presidente e terzo mandato. Una raccolta firme che sembra tonificare sia base che colonnelli. Alberto Stefani aggiorna il quadro. Abbiamo superato le 55.000 firme in 9 giorni con quello di oggi. Nel corso della settimana avremo ulteriori punti di raccolta firme e continueremo nel corso delle prossime settimane. Diventerà una raccolta firme strutturale. Abbiamo anche lanciato online il nostro contatore ufficiale, quindi continueremo ad aggiornare i veneti sullo stato delle cose. E questo è Alberto Stefani, segretario regionale del Veneto, vice segretario nazionale della Lega. Torniamo a Palazzo Balbi perché i giornalisti stanno intervistando il Presidente. Sentiamo. Deve essere assolutamente permeabile, non è che possiamo pensare di farlo diventare una caserma, perché altrimenti ne viene meno anche il servizio che dobbiamo offrire ai cittadini. Quindi siamo assolutamente disponibili ad essere a fianco dei nostri operatori, come l'abbiamo sempre detto, fermo restando che l'ospedale deve essere aperto a tutti. Politica. Finiamo la sanità? Dai, finiamo la sanità. Tumori, oggi è la giornata mondiale contro il cancro. Qual è la fotografia oggi e cosa devono sapere i veneti? Direttamente dal nostro registro tumori, che è il primo a livello nazionale e uno dei primi a livello internazionale, che l'incidenza di tumori nella popolazione, ultimo dato 34.512 tumori in un anno in Veneto, è in calo costante negli anni, siamo a meno 1,8% nei maschi, meno 0,2% nelle donne. Si vive di più, si allunga l'aspettativa di vita e ovviamente sono efficaci gli screening. I programmi di screening, il colon retto, la mammella, piuttosto che altri screening, ci dimostrano che insomma questo ha una reale efficacia poi su quello che è la cura.
C'entra e non c'entra con la salute, anzi c'entra in realtà, perché voi avete analizzato anche i corretti stili di vita. Oggi è uscito il nuovo report di Legambiente sulla qualità dell'aria. Dopo Milano e Frosinone, la terza e la quarta classificata sono Verona e Vicenza. Quindi c'è un problema anche di smog in Veneto. Ma in generale in pianura padana ne parliamo tutti gli anni, quest'anno peraltro se ne parla anche un po' di meno delle polveri sottili, dell'effetto smog che di solito ci attanaglia durante la fase invernale. È un tema che è una costante dei nostri territori, lo abbiamo addirittura visto anche durante il Covid, no? Ad auto ferme abbiamo visto comunque che i valori erano alti. Questo ci fa ovviamente sempre ragionare su indicatori, su progetti che possiamo mettere a terra, ma la bacchetta magica non c'era nessuno. Medici di base, le ha detto che non mancano, in realtà ci sono medici di base che non massimalizzano la loro attività. Ma guardi, io non lo dico polemicamente perché è un diritto dei medici, sono dei professionisti, sono una delle colonne portanti della sanità del Veneto, però non tutti i medici hanno fatto la scelta o non possono avere il numero massimale di pazienti che è 1500, per cui per questo motivo abbiamo delle zone scoperte. Arriveranno i nuovi specializzati e speriamo che molti di questi si fermino in Veneto. Possiamo fare una domanda di politica? Prego. La novità è il Veneto fa gola a molti, anche nella Lega qualcosa si muove, il generale Vannacci dice insomma io ci sono, battano un colpo chi? Salvini? Lei che dice? No, dico che in Veneto dicono tutti lavoro, nessuno la ciolda. Nel senso che non vorrei che tutte queste aspettative poi chissà come si tradurranno, però al di là delle battute io sono concentrato nel fatto che continuo a lavorare, lo ho dimostrato anche in questi ultimi giorni portando a casa un'altra edizione delle Olimpiadi, quella giovanile, stiamo lavorando per l'autonomia, andiamo avanti sul fronte della sanità, fra l'altro avremo delle grosse novità. Non ho tempo per distrarmi per queste robe, dopodiché vedrò quello che verrà deciso, ne prenderò atto e dopo deciderò cosa fare. Ancora tutto sospeso, insomma, terzo mandato, insomma. Non ne ho la più pallida idea, non ho neanche ben capito, penso che voi mi diate conferma quando si andrà a votare, se si andrà a votare a novembre del 2025 piuttosto che in un election day nella primavera del 2026. In base a tutte queste risposte che attendiamo poi deciderò cosa fare. Non è che il governo ha tanti di quei problemi da risolvere che quello delle elezioni è proprio l'ultimo? Ma no, io lo so dire, certo che questa è una regione effervescente, piena di attività, con dei cittadini che sono eccezionali e vanno rispettati fino in fondo, appunto. E penso che anche il tema di cosa accadrà in futuro stia a cuore a tutti noi veneti ed è giusto che ci sia attenzione. A questo proposito domani dovrebbe esserci a Roma un vertice di Fratelli d'Italia, si parlerà di lei senza di lei? Con me o senza di me, funziona così, no? Non ne so nulla oggettivamente, non ne so nulla, ma a me non cambia nulla, nel senso che ho ancora una decina di mesi male che vada per governare, non intendo rubarli ai veneti per dedicarli a fare tante riunioni o a parlare del futuro del sottoscritto. Giovedì a un anno esatto dall'inizio delle Olimpiadi, come vivrà quel giorno lì? Saremo a Milano come Milano Cortina e presenteremo il tutto in un grande evento, siamo pronti perché a differenza delle Cassandre che speravano che non ce la facessimo, ci saremo con le opere sportive, il bob è più avanti del previsto nel cronoprogramma, portiamo a casa 1,8 miliardi di opere che comunque mai avremmo visto in questa regione, abbiamo portato a casa le Olimpiadi giovanili invernali del 2028, quindi altro grande evento olimpico, arriveranno a Cortina circa 2 milioni di spettatori durante le Olimpiadi, avremo 3,5 miliardi di cittadini del mondo che vedranno le nostre Olimpiadi e sarà un nuovo rinascimento non solo per Cortina, ma per le Dolomiti, per il Veneto e per l'Italia. Presidente, lei ha visto il video di... Bene, allora andiamo, avete sentito il Presidente Luca Zaia, intervistato dopo la conferenza stampa, andiamo in pubblicità e poi avremo in collegamento il Professor Massimo Cacciari, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus, grazie al professor Massimo Cacciari in collegamento telefonico. Buongiorno professore. Buongiorno direttore. Grazie molte, bentornato a Focus TG. Grazie.
Poco fa una conferenza stampa del presidente Zaia a Palazzo Balbi, che ha detto: io non so niente di quelli che sono i giochi politici, non voglio tediare i veneti con queste vicende poco importanti. Di fatto, in vista delle elezioni del 2025 ci sono delle incognite ancora, come il terzo mandato e anche il fattore, a questo punto, anche oltre alla presunta corsa solitaria della Lega, anche il fattore Vannacci, no? Pare che il generale Vannacci si possa candidare. Ma a parte il fatto che è strano che un leader come Zaia non sappia nulla di ciò che avviene a Roma, questo non testimonia a favore della bontà dei rapporti all'interno della Lega. Certo. Ma al di là di questo mi pare molto difficile che possa passare il terzo mandato, perché la Meloni da una parte e la Schlein dall'altra sono vigorosamente contrarie alla cosa per motivi diversi, e quindi nel Veneto la Lega dovrà, temo per lei ovviamente, fare un passo indietro, perché una delle grandi regioni del nord sarà rivendicata con grande energia dalla Meloni, inevitabilmente, e i dati delle ultime elezioni le danno ragione sostanzialmente, e quindi ben difficilmente la Lega potrà resistere all'attacco, diciamo. Ecco, però nel frattempo anche perché, scusi direttore, anche perché è una storia molto lunga, no? che anche la Lega Veneta sa benissimo, cioè alla fine, quando si aprono contese di questo genere, vincono i lombardi. Questo dall'epoca eroiche, dall'epoca dei Rocchetta and Company. Quando c'è un contenzioso tra Lega Veneta e Lega Lombarda, alla fine chi la spunta è la Lega Lombarda, sempre stato così. È verissimo, però ecco, nel frattempo continua la raccolta firme, sono già arrivati a oltre 55.000 firme per la campagna Veneto ai Veneti, per mantenere comunque un presidente della Lega. Può diventare un boomerang se poi alla fine ci dovesse essere un accordo? Certo, non è piacevole per loro. Va bene che giocano, diciamo così, come Real Madrid contro San Pier d'Arena. È chiaro che per perdere il Veneto devono proprio mettercela tutta, cioè fare non uno ma 10 autogol, e quindi giocano abbastanza sul sicuro. Ma certo, se tolgono alla Lega la presidenza del Veneto, il risultato elettorale può essere molto negativo per loro. Non dico che possano perdere, visto come stanno gli altri, ma certamente una batosta se la prendono. Poi se entra in campo anche il pazzo per modo di dire, tra virgolette, con grande affetto, per carità, Vannacci, la cosa può essere ancora più dolorosa per loro. Certo. Senta professore, in tutto questo si parla del centrodestra perché dal centro-sinistra arrivano poche notizie. Come si muoverà secondo lei il centro-sinistra in vista del voto? Il centro-sinistra dovrebbe concentrarsi alla regionale, insomma, ormai non si è più competitivi almeno da 30 anni, quindi insomma la regione diciamo pure può essere data per perduta. Certo, si perde in un modo o nell'altro, cioè con le contraddizioni che ci sono a destra si potrebbe giocare anche bene di rimessa, ma non vedo proprio, non c'è uno straccio di organizzazione regionale, non c'è uno straccio di leadership minimamente conoscibile o riconoscibile, quindi non esiste. Il centro-sinistra dovrebbe concentrarsi invece proprio pancia a terra a Venezia, per riguadagnare Venezia. Certo. Lì la possibilità è molto concreta anche nel caso si candidasse Zaia, perché insomma non sarà semplice per Zaia diventare sindaco di Venezia, ammesso che questa sia la via di
uscita per la situazione del Veneto. E quindi lì sì, il centro-sinistra potrebbe giocarsela la partita, ma naturalmente se capisce come si gioca, quindi se i 4-5 dotati di intelletto che ci sono nel Partito Democratico a Venezia cessano di farsi dispetti tra di loro, designano una candidatura sufficientemente forte e lavorano tutti insieme appassionatamente. Al momento non vedo nessuna traccia di questo genere, ma insomma a Venezia la partita è possibile. Nel Veneto no. Professore, prendo lo spunto da una notizia che riguarda Venezia, cioè Donald Trump Jr. che con una doppietta insieme ad amici ha sparato ad anatre protette, quindi con una caccia illegale. Questo è ovviamente un fatto di cui si sta parlando, però vorrei chiederle del padre, cioè del padre di Donald Trump Jr. È difficile da leggere, siamo a una grande svolta, sì. Perché queste prepotenze, questi gesti, questo linguaggio così prepotente nasconde in realtà una debolezza di fondo, non di Trump, ma degli Stati Uniti. Sì. I dati ultimi sono impressionanti, il debito sta crescendo al 6% del PIL ogni anno. Le famiglie americane hanno ridotto di 2/3 i loro risparmi, accaparrano beni di lungo consumo come fossero alla vigilia di una guerra mondiale. La questione della Cina sta diventando di nuovo drammatica in primo piano, perché lì gli Stati Uniti hanno decine e decine di miliardi di dollari di disavanzo con la Cina, e quindi la lotta sui dazi sarà combattuta ferocemente. Si aprono contraddizioni nuove anche con l'Unione Europea, insomma è un impero scricchiolante e queste debolezze sono coperte dalle spacconate di Trump, ma è demagogia e prepotenza che è sintomo di debolezza, non di Trump, forse di Trump, è debolezza del leader dell'Occidente, che ancora è quello, che non è una buona notizia per nessuno, sia chiaro. Certo. Siamo diciamo al ricatto perché Trump usa i dazi per chiedere al Messico, per esempio, di mandare uomini a difendere i confini, e così sembra voler fare anche con l'Europa in sostanza. No? Ma l'Europa, sì, ma nel Messico c'è quel contenzioso specifico e preciso su cui si può aprire una trattativa molto determinata, ma con l'Europa anche lì mi pare che siano 170 miliardi che è in rosso la bilancia commerciale americana con l'Europa. Quindi sì, l'aumento dei dazi può ridurre, ma l'Europa ha armi consistenti di risposta, molto consistenti, se li vuole usare. La prima di tutti è quella dell'energia. Potrebbe sottrarsi domani l'Europa se volesse. Finita la guerra in Ucraina, l'Europa domani potrebbe sottrarsi da ogni impegno sul piano delle politiche energetiche rispetto agli Stati Uniti, per dirne una soltanto. E per quanto riguarda le tecnologie più avanzate, chips eccetera, aprire rapporti con la Cina, l'Europa domani è del tutto autonoma rispetto agli Stati Uniti. No, bisogna stare molto attenti, perché qui questa questione dei dazi copre una questione che riguarda gli equilibri politici internazionali. Se l'Europa decide di continuare ad essere supinamente subordinata agli Stati Uniti, allora le politiche daziali di Trump possono avere anche effetto. Ma se l'Europa decide di essere anche relativamente autonoma, ha delle carte, delle buone carte da giocare contro Trump. Bisogna decidere che cosa vuole essere l'Europa, cosa vuole fare l'Europa, che discorso, ma non è affatto costretta ad una dipendenza economico-commerciale con gli Stati Uniti l'Europa, neanche per sogno.
Certo, professore, un'ultima domanda. Il governo sotto attacco per la liberazione del torturatore Al-Marsi, proprio il centro-sinistra rimprovera la Meloni di avere scarcerato un uomo che sarà tornato in Libia per fare per compiere altri reati. Ma è ipocrisia pura, sì, bene, giusto, ma è ipocrisia pura, perché quando si è cominciata questa sciagurata politica per cui per tenere la gente sull'altra sponda, impedirle di attraversare il Mediterraneo con morti, annegati, massacri come quelli che sono avvenuti, cosa credevano? Che quelli che venivano dalle zone subsahariane sarebbero state trattenute dalle tribù libiche, perché poi si parla di Libia, tribù libiche, nessuno sa chi sono, eccetera, eccetera, in alberghi, in bei campi attrezzati, mica lo si sapeva, ma sono anni che vengono denunciate le barbarie che vengono commesse da quelle parti. Sono 10 anni che vengono denunciate, dalla prima trattativa ancora con il governo Renzi, mi pare con Minniti, ma vogliamo scherzare? È pura ipocrisia, si sapeva benissimo. Dopodiché è chiaro che per continuare a mantenere la gente in quelle condizioni sull'altra sponda, la Meloni ha subito il ricatto, ha dovuto rimandare a casa l'assassino, è chiaro, perché altrimenti mollano tutti e buonasera. E già nell'ultimo mese c'è stato un aumento di sbarchi clandestini, eccetera, eccetera. E quindi di cosa stiamo discutendo? È ipocrisia pura, da una parte e dall'altra. Meloni, certamente la Meloni dovrebbe andare in Parlamento e dire: sì, amici, sono stato ricattata. Perché? Perché se non rimandavo indietro l'assassino si moltiplicavano gli sbarchi. È molto semplice. E quell'altro, il PD, dovrebbe dire: sì, sapevamo, abbiamo sempre saputo, Amnesty International, Emergency, tutte, tutti sapevano, fotografie, controfotografie, documenti, e va bene, abbiamo anche noi avallato questa politica assassina. Questi sarebbero discorsi seri da fare agli italiani. Vogliamo scherzare? Ma sono tutti corresponsabili. I governi di centrodestra, di centrosinistra, sono tutti i governi dei tecnici, tutti corresponsabili di come è stato affrontato il problema dell'immigrazione. Vogliamo scherzare? Dopodiché mi si dice non era fattibile altrimenti. Bene, mi spieghino che non era fattibile altrimenti, ma non stiano a fare queste sceneggiate pietose, vergognose, indecenti, per carità. Professore, grazie davvero, grazie, a presto e buon lavoro. Grazie professor Cacciari. Arrivederci. Professor Cacciari, è davvero una lettura molto interessante di questa vicenda, cioè Giorgia Meloni, dice Cacciari, sarebbe stata costretta a liberare il generale libico per evitare poi ritorsioni da parte della cosiddetta Jamahiriya libica. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Renato Cappoia e Andrea Basso. State con noi, grazie. La vicenda dei PFAS ad Arzignano, il sindaco Alessia Bevilacqua annuncia sono già stati attivati dei filtri per ottenere l'obiettivo zero PFAS. Vediamo. Arzignano non è mai stata dichiarata in zona rossa perché i valori dell'acqua sono sempre stati sotto dei limiti previsti dalla Regione Veneto. Tuttavia abbiamo sempre lavorato in sinergia con Acque del Chiampo per portare i valori dell'acqua a zero FAS. È un grande obiettivo che possiamo dire in questi giorni sta per essere raggiunto, perché i filtri del centro idrico Canove che porterà acqua
acqua zero FAS nel 78% del territorio ziglianese sono già in funzione. Per dare l'ufficialità però del zero FAS attendavamo appunto la certificazione tramite delle analisi che abbiamo chiesto ad Acque del Chiampo appunto di effettuare. In questi anni Acque del Chiampo ha lavorato prima di tutto per mettere in sicurezza le zone che appunto erano state dichiarate zone rosse. Adesso però anche a Zignano entro fine anno, verranno installati anche i filtri a carboni attivi anche nei restanti centri che forniscono appunto acqua al nostro territorio, che rappresentano quindi più o meno il 20%, e quindi potremmo raggiungere l'obiettivo zero FAS. Andiamo a Bassano del Grappa, dove è rissa sulle scuole, parole durissime sull'opposizione da parte del coordinatore del circolo bassanese di Fratelli d'Italia. Possiamo partire tranquillamente dall'Erapoletto, dove in buona sostanza sono state inseriti all'interno della programmazione, per esempio parlo proprio del Pascoli, come interventi di manutenzione, comunque di ristrutturazione, però senza soldi. Passata la paura, rimossi i calcinacci e spediti a casa docenti e scolari, resta sul tavolo la questione politica e amministrativa legata alle scuole. Tanti edifici, molti dei quali piuttosto datati, poche nascite e quindi poche classi. È un numero enorme di problemi che però, fanno sapere dal centrodestra, non sono nati venerdì con il crollo del soffitto della Pascoli. Vorrei far presente che questa è una scuola che è del 64 e dal 64 al 2017 sono passati 50 anni, quindi prima di sentire alcune affermazioni che puntano il dito verso la nostra maggioranza, verso comunque quello che noi dicono non aver fatto, ma io qua ho un elenco delle cose che sono state fatte per le scuole e dell'attenzione che noi abbiamo prestato alle scuole. Ecco, prima di dire questo bisognerebbe guardarsi un attimo indietro e verificare quello che effettivamente non si è fatto. La rissa politica è servita e ora l'argomento teatro cittadino si aggiunge nel cratere che separa maggioranza e opposizione anche l'edilizia scolastica. Gian Gregorio ribadisce inoltre la proposta sulla Pascoli e sulla Bella Vitis fatta dalla sua ala del centrodestra in occasione della recente campagna elettorale per le comunali. Noi avevamo fatto una proposta proprio per il Pascoli e per la Bella Vitis. Avevamo detto di abbattere le due scuole per portarle in un unico centro, chiaramente all'avanguardia, autosufficiente. Proposta che, ricorda il coordinatore di Fratelli d'Italia, ha causato una levata di scudi da parte del centro-sinistra e delle forze politiche attualmente all'opposizione. Tutte le minoranze che oggi si sentono vicine ai bambini, che utilizzano questo argomento, quello che è successo, e io lo ritengo uno sciacallaggio politico, perché non è possibile non ricordarsi che hanno alzato le barricate nell'occasione del nostro progetto, hanno avuto da ridire e non hanno comunque proposto nulla di alternativo. Oggi 4 febbraio, giornata internazionale contro il cancro. Vediamo il servizio dalla nostra redazione di Padova. Oggi 4 febbraio è una giornata molto importante, la giornata di prevenzione contro i tumori, è una giornata molto importante perché parlare di prevenzione non è mai abbastanza. In particolare si parla di melanoma, che è il quinto tumore per incidenza in Veneto ma anche in tutta in Italia. Quanto è importante la prevenzione ce lo spiega il professor Carlo Riccardo Rossi, che è stato in passato direttore della chirurgia del melanoma e dei sarcomi dello IOV, e che insieme all'associazione Piccoli Punti ETS ha ideato anche un modo molto diretto per comunicare l'importanza della prevenzione anche ai più giovani, ovvero con un podcast. Professor Rossi, cosa racconterà in questo podcast? È un podcast che è rivolto sia alla popolazione sia a chi ha avuto melanoma. Si basa sostanzialmente sulle domande che di solito i pazienti fanno, ma è soprattutto rivolto a un fatto che la gente in questo modo dovrebbe venire a contatto con un vocabolario più semplice, in modo tale da capire qual è la terminologia che i medici usano ed essere quindi più consapevole sia dal punto di vista, diciamo, della prevenzione, che significa l'autovalutazione sostanzialmente ed eventualmente la richiesta di una visita al medico,
Oppure appunto uno stile corretto di vita, che significa prevenzione primaria e quindi significa poi avere un rapporto corretto con il sole, non esporsi al sole nelle giornate più solatie, soprattutto al mare e in montagna durante le ore centrali della giornata, mettersi le creme, quelle cose che sappiamo e che però non tutti eseguono in ordine di avere un corretto rapporto con il sole. Il podcast parte da qua, parte dalla prevenzione primaria, si sviluppa sulla prevenzione secondaria, quindi cercando di far capire alle persone come possono guardarsi e quando c'è bisogno di fare una visita, chiamiamola dermatologica, però è sempre bene che ci sia un filtro del medico prima di andare dal dermatologo, secondo me, e si sviluppa poi anche spiegando che cos'è la cura. Quali sono i principi della cura sia chirurgica sia medica, e oggi abbiamo dei grossi avanzamenti sia in ambito chirurgico che medico, e soprattutto abbiamo degli avanzamenti in ambito molecolare, perché oggi la terapia non è più una terapia soltanto chemioterapia classica, ma è diventata terapia bersaglio, è diventata terapia molecolare, è diventata immunoterapia. Ogni quanto si consiglia una visita dermatologica in questo caso, che magari non è quella tra le più diffuse? Guardi, importante è capire a che rischio si è. Abbiamo fatto come associazione Piccoli Punti anche uno strumento che si chiama melanometro. Basta andare su Google, scrivere sul telefono melanometro e questo strumento esce. Sono 8 domande alle quali rispondere. Alla fine il melanometro dà una risposta: sei a basso, medio o alto rischio. Soltanto i soggetti considerati ad alto rischio hanno bisogno in realtà di una visita dermatologica. Gli altri soggetti possono fare l'autovalutazione, che significa guardarsi non troppo spesso, guardarsi tutte le parti del corpo, ricordarsi come si è fatto oggi, domani e dopodomani, e sospendere l'autovalutazione per 4 mesi e rifarla per tutta la vita. I soggetti a basso e medio rischio non necessitano necessariamente di una visita dermatologica, solo alla necessità, nel senso che se scoprono qualcosa, come per esempio un neo nuovo dopo i 40 anni, o un neo che cambia, o un neo molto diverso dagli altri, ecco, in questo caso è bene che chiedano un consiglio al medico e poi eventualmente la visita dermatologica. L'importanza della prevenzione, intervista di Valentina Visentin. Chiudiamo con la cronaca nera, perché stanotte a Vicenza c'è stata una spaccata in un bar di Piazzale Bologna. Sul posto Daniele Garbin. A Vicenza ormai è quotidiano, continuiamo a parlare di furti magari nelle zone come quella di Monteberico. Ricordiamo ieri un condominio di lusso con una situazione anche da quantificare per quanto riguarda la malavita che sta aggredendo quella zona ormai ripetutamente, ma come anche in questo momento siamo a Campomazzo, come Nicolò Clerio che ieri era intervenuto, danneggiamenti per colpa della droga. Alle nostre spalle un bar che nella notte ha subito l'ennesimo atto di danneggiamento, probabilmente un vetro infranto, non so se si vede la vetrina, comunque è clamoroso. Ormai sia residenti che commercianti dicono basta. Sì, è l'ennesimo spaccata, l'ennesimo tentativo di furto che subisce il bar in questione, che ringraziamo per essere il polmone, diciamo, il cuore pulsante di questa zona che ormai è allo sbando più totale. Siamo nella zona probabilmente più importante di spaccio della città, e questo è l'effetto collaterale di quello che fa la droga alla gente. Ecco, voi comunque anche al di là delle rappresentanze della politica di opposizione in Consiglio Comunale, anche portavoce del comitato di cittadini Aiutiamoci a aiutare, che è espresso anche nei confronti del questore e delle autorità maggiori controlli, però ultimamente questa sembra anche venire meno. Bisogna fare qualcosa di più, non bastano solo i controlli che in qualche modo fanno, ma con i limiti, vero? Sì, probabilmente c'è una mancanza di controllo del territorio. Abbiamo con il comitato Aiutiamoci a difenderci alcune iniziative che porteremo sia al tavolo del comitato sia al tavolo del comune, per cercare di dare un segnale forte ai cittadini che chiedono sempre di più sicurezza. Quello che manca in questo caso è probabilmente il controllo del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine. Ecco, voi in qualche modo eravate stati anche promotori di iniziative, una forma anche di indennizzo verso i commercianti che erano stati colpiti. Di che cosa si trattava? Sì, dove il comune non arriva a garantire la sicurezza ai suoi cittadini, ai suoi commercianti, è importante dare un segnale concreto. Siamo stati i fondatori del contributo, il fondo economico straordinario per i commercianti vittime di furto e spaccate, che il comune ha fatto suo.
Grazie a Daniele Garbin, è tutto per questa edizione del nostro notiziario di Focus TG. Stasera puntata dedicata alla sicurezza in qualche modo, perché siamo a 10 anni dalla sparatoria di Ponte di Nanto e quindi stasera avremo qui in studio Graziano Stacchio, poi forse Franco Birolo, un'altra vittima dei banditi, Franca Berto, che è la moglie di Massimo Zen, Gio Formaggio e poi Fabio Chies, Morena Martini, Alessio Morosin e Alessandra Nava. Non perdete l'appuntamento questa sera con Focus alle 21:15. Grazie per averci seguito, grazie ai nostri registi Renato Cappoi e Andrea Basso e una felice giornata. Arrivederci.